ma per dare un figlio a Dio. Bugie! Bugie! È una cattiva interpretazione dell'enciclopedia papale. Bravo. Sua Santità si riferisce al senso spirituale, non al senso materiale e di abbozzamento fisico. Moglie mia. Bravo! Accogliete vostra moglie fra le vostre robuste braccia e rimanetele accanto, suggellate il proponimento di rimanerle sempre vicino, sempre. Sì, mi stacca. Prendetelo! Buon uomo! Ma non vedete com'è il nonno? Non vedete che si scioglie in lacrime? Accompagnatelo fuori, non fatelo picciare. Mettetegli il cappello e gli fate prendere un po' d'aria. Che desolazione. Che sventura. Portatelo a spasso. Baronesse, vogliamo decidere se ci sono le condizioni per assegnare l'obolo? Mi sembra che in tutta Catania non c'è una famiglia più bisognosa di chi sta. Che disgraziata. Ma sì, assegniamolo. Immacolata, in testa l'assegno. Finalmente. Assunta, Dimmi. ma non sarebbe meglio far decidere il tutto alla collegialità? Facciamo la riunione del patronato e poi io presenterò la mia relazione. No, non è necessario. Io posso decidere, ne ho facoltà. No. Ma come? Ora sì, dice no. Indossasse l'assegno, baronessa, come ha detto la presidentessa. Lei qui è. Io sono la cassiera. E allora rapisci su cassetta e ne ci i soldi, baronessa. Scrivesse l'assegno. Ma sì. Cassetta e scrivesse l'assegno. Avanti. Ma il commendatore Ciancio però anche lui dice che conosceva una famiglia, pertanto ci teneva. E ora accettiamo le raccomandazioni, baronessa. Scrivesse l'assegno, le sto dicendo. Il commendatore Ciancio? Voglia di ciancere, va bene? Noi abbiamo deciso. Ma scusi lei, monsignore, lei non è assolutamente che non fa parte del patronato, quindi non ha assolutamente diritto di parlare. Immacolata, Asoro, cantestelo sto benedetto assegno. Quando poi il commentatore Giangio sarà fatto presidente, cosa che mi sembra molto improbabile, allora deciderà lui. Per adesso decido io, quindi scrivi. Brava, presidentessa, così, tutto con trasparenza. Scrivissi, prego, alla signora Agata Rivale. Rinale? Sì, vaso di notte. Rivale, con la B, Rivale. Vabbè, allora intesto l'assegno alla signora e poi lo do al marito. Sì, lo dia a me, grazie. A lei? Lo dia a me nel senso che io sono qua. Non sono come il marito che è fuori, lo dia a me, così lo consegno io alla signora. Ma perché questo inutile passaggio? Quando è punnuciosa. E io sono la cassiera, quindi tocca a me fare questa incombenza. E quindi per questo motivo lo consegnerò io alla signora, anche perché devo dire una cosa a lei. Baronessa, però lei è troppo punnuciosa, scrivisse l'assegno. Le sto dicendo che deve scrivere l'assegno, per favore. Va bene. Attendiamo. Scrivissi. Ma io sento qualcosa che deve venire da... Non lo sento. Ma niente, baronessa, la televisione da sud a callato. E la televisione da sud a callato. Sembra che da lassù qualcuno ci veda ogni volta che facciamo la beneficenza. Oh signore, ma la sente questa musica? Venuta di conto spontanea all'improvviso?
Per noi del patronato esprimiamo con la danza tutta la nostra gioia, la nostra esultanza, magolanza. Va a finire la danza finito. Che appassatina a tua voce Dicevo non senza di te cosa farei senza di te e ho capito che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa senza di te. Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa senza te. Amen. Che fa un anno, Teresa? Mamma, ronvola che pare un sracco. E la solo ronvolare. Ma io dico sto vecchio, ma perché non facevo con 40 anni tosta, va? Ah, e come ci chiamava la carrozzella nantosta? Ma allora io stanotte non dormo. Che tazzia? Non ci puoi dormire con tazzia. Non mi so chiacchiere sempre io, ma sto buttare sempre i satmi. Intanto papà ancora non viene. Ma perché che fare? Mamma sotto domanda una cosa mi do un permesso. Ma permesso di chi? Hai un appuntamento agli annesseri. A storario scuro. Sì, con il giovanotto che ti dissi. Hai un appuntamento a Mannagghire. Ma quando mai tu hai nasciuto di sera? Senti, aspetta un minuto che ora viene ta pace. Speriamo che tornerò ci scangiamo l'assegno. No, papà, che diventa tardi. E sto giovanotto non mi vede arrivare, se ne va subito. Ah, madre, se io tu vuole bene, aspetta. Da dopo si vede se è vero amore. Ma io non voglio far aspettare però. Ma allora sei tu. Non è io che non vuole aspettare. Ah. Mi manne. Senti, te ne vai, che non manca la mia toccaina. Grazie, mamma, ti voglio bene, ti voglio bene. Ah, ma coraggio, che ha visto sventure te. Non ne vai, mamma, io stai attenta a come mi dici sempre tu, rapolocchia tante. Ma non te ne stenno, non te ne stenno. Aspetta che si mangia. No, hai premura, non mangio, non mangio. Sì, stai attenta, Magiuzza, attenta. Mimmo, trase, poi se la sta guardare, trase. No, Trase, no, mangiamo. la posso tenere. Posa ti disse che roga in ce ne sono 10 arancine. Senti, Ma ma voglio di mangiare. Non ci va sto caroso. Che devo andare a sticcerire da negro. Che si pigliava il ciauro. Senti, ma ti scangiano l'assegno? No. L'assegno non mi scanciaro. Però appena ho visto mi fecero tutte credenze. Anzi, aspetta che lo poso. Non si sa mai. Domani mi scanciano. Domani poi mi scanciano, e basta che ho visto tutto pare, sì, prego. Siamo mai Vada che cattai. Allora, quando bottiglie di buono, Coca-Cola, cattai un po' di canne, sfasciatura, canne di cavallo, canne di maiale, da vedere, tutte cose, e poi pigliai magari, aspetta, formaggio, caciocavallo, mozzarella e chi che ti piace che assai, un gabbanino. Ma non male. Che ci sono 8 kg di banane per un anno, Non passa una bombeggietta, chissà. 8 kg, ci metti a tagliare la carrozzella, a così appena se lo sbiglia, poffete, e non facciamo cantare. Va bene. Ma allora tu quando vuoi mannare a sto anno? Non lo so, ora la solo dormire. È solo dormire. Ma non è che può stare qua, c'è a pensare. Mimmo, ti disse, lasciala perdere. Prima andiamo a mangiare la pizza. No, io voglio arancino. Vabbè, ho capito. Prima l'antipasto a base di arancine. Ma stai attento che si trovano un solo mignone. Usaccio, hai visto mentre donnetta di mucchiava? Ma mio che di mignone che mi pare un arancino. Arancino deve essere bello, auto e cupizzo. A me che di mignone mi parono pinnole. Sì, come no.
Madre che sciauro! E che c'è la canne con succo? Io mi stai Madre, sentendo magari un pochettino suddo. Mi sento un po' parecchio, sarà. Hai fame, papà! Che dicisti? Papà! Hai fame? Papà! 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 Piava! Tieni, tutti dei toso. Tieni, mangiatili. Tutti dei miei? Ti puoi mangiare tutti. Ma sicuro? Sicuro, tutti dei tosi. Però stai attento a picca che ti può venire indigestione. Ma quale digestione? A mia arancino mi fa digerire. E ora sai che ci dico io a mangiare a casa? A rotazione continua, mi più faccio. Sì, piano però. Papà, mi disse papà. Che fa un anno? Che E fa un hanno anno? piato e rumba caparenza, racco. Inizia. Senti, ma tu Caruso che era qua, un ne io. Ci disse tutta l'arancina, si sta mangiando a casa. Mi disse 3 botte, papà. Voleva bere. Bello babbo priato, sventurato. Sembra giù di sedere tuo figlio mascolo. Senti, settamane e mangiamo, rezzettamolo un po' di queste cose. Dammi Si che mettono posso già. dare. Ah sì, magari il tuo allora. Sì, questo sì. Mettilo qua. Potremmo mettere magari già. Sì, mangiavolo. Luigi. Cacà, metti la candela, poi mi besso dopo. Sì. N'hai fame tu? Ma perché tu? E io veramente sono abituato ormai al digiuno. Avevo che non mangio. Ma una vita è tutta questione di allenamento. Uno guida a pannella, per esempio. Che sembra che Muto. State muto, tanto. Mangiamo, Sentiamo questo bel ciauro che ne arriva fino all'ugna dopo. Beccate, mi disse, ne potevamo beare facce Ma in questo tavolino ci capo Ne cosa cattai ti te, se ne potevamo beare facce Mangia, fa. Oh, uè, tu puleano. Ma perché ti si sta questo di scatto? Ti spagnaste? Vedo qui. Che male arancina. Vedo qui. Cui è? Matteo sogno! Ma va passo. Trase. Oh, si mangia! Che veramente tu non ti meritassi niente. Ma visto che sei qua a 7, te mangia magari tu, dai. Ca, ti puoi scegliere chi che vuoi. Si può magari scegliere. Sì, ce ne sono. Signora che a me piace cangiova. Oh, ma non ti spezzo l'auge, sono capace di mangiare mille tutte pare. Chi sta cangiove magari tagliate, oh, ma è Dammi una sfortunato. fede, cominciamo con chi sta andando. Ma ancora sta bruciando. Oh. Mangiamo. Alla faccia! E appena ti finisci di mangiare questa cosa mi ti fa volente. Ti porto un anno. E io perché sto venendo? Non è che io me la chiedo, me la portare. La domenica banna. Mi affitto fino a domani mattino, non vado a spese, ma solo riposare. Signore, grazie. Che buona. Perciò, Don Luigi, hai per mano un bello posto di travaglio. Se travaglia picca e si guadagna assai. Può cominciare magari domani. Oh, Adesso non che sono andato in pizza. Questo penso tale, vatti, forza. Vatti subito. è allergico al lavoro, figlio. Se ne ho in pensione, usare stanno da mercé. Io posto ne sto vacante. Che pazienza Luigi, che scino di grado, da Monsignore a Sarastano. Ma c'è più meglio, caro maritino mio. Ci sono messi cantati, i fiori che ne ammaciscono, si accucciano. Oh, Stai scherzando, babbo? E già sì perché mi sta a spesa. Ma sai sembrare da porta, tu non dovevi più malovizio. E certo che avessi di parino era preciso. Ma pare che faccio sto seminario. quando ero unico facevo che righetto da chiesa. Ah vai, finiscila, fammi mangiare, non mi fare affogare. Oh, a certo cantura paremo bene come una tita maniera, per un teatro, va? Ciao, siamo buona. Oh, ma se ci penso, come ero chiamata. Uè. Ma qua, vedi qui, domani c'è qui. E sono a fare malarancino, non a fare malarancino. Ma qui. Qui è?
Ma io a baronessa mi passo. A baronessa. A baronessa! La baronessa! Un vestito, aiutami! Sì, baronessa! Piano piano ci vengono a dire che mi viene un granchio una yamma! Sgraziato, non c'è stato manco bottoso. Baronessa, aspettassi un attimo, che non mi posso seminare! Ma a me non me lo sto mangiando magari. Baronessa, a scusare. Prego. Buongiorno, signora. Posso entrare? Sì. Sì e no, sì. Prego, si accomodi. Buonasera. Monsignore, non credevo di trovarla qui. Oh, baronessa, mi hanno invitato a mangiare un boccone. Sa, sono gente povera, ma molto, molto generosa. Ma prego, mangi pure lei con noi. Si prenda una pizza per la baronessa. No, grazie, già mangiato. Ma Sua Maestà, la baronessa, perché è tornata? Devo fare una correzione, anzi un'aggiunta. Sì. ma si spieghi meglio. Devo correggere l'assegno. Ma perché ci fu sbaglio? Che ci fu? Ecco, se la signora lo vuole prendere. Veda, monsignore, l'altra sera ho dimenticato di aggiungere il lettino. Ma dimmi cosa? Il dimmi cosa? Il timbro. E nella confusione ho dimenticato di apporre il timbro alla mia firma. Ah, signora, lo vabbè, prenda. baronessa, Prenda. l'assegno è valido lo stesso. No. Io ci tengo. Il titolo alla mia casata viene direttamente da Sua Maestà il Re. Ma no, baronessa, o co tim o senza tim. Siamo in piena Repubblica, l'assegno lo scanciano lo stesso. Signora, lo prenda. Senti, perché cillo, ancora senza suo timmo, dopo non tu fanno valido. Beh, forse ce l'ha il signore, prendetelo. No, forse ce l'ha il monsignore. Ma no, io cosa c'entro io? Non posso averlo io. Monsignore, non si ricorda che ci disse a lei per aiutare a sto mio marito affamato? Vero, che smemorando. Sì, forse l'avevo appoggiato qua involontariamente. Dovrebbe essere qua. Eccolo. Ma baronessa, ma non c'è bisogno. L'assegno è valido lo stesso. Non c'è bisogno. Baronessa, ma che si mangiava? L'assegno si mangiava. Baronessa, sputi! Sputi, baronessa! O sputasse, baronessa! Va bene, segni 3.000 euro. Si mangiava l'assegno 3.000 E che euro. sono che ho mangiato? Ma perché? Perché, baronessa? Perché si mangiò l'assegno? Ma c'è che fa marracciata? Acqua? Ma peggina mia! Era a vuoto. Ma come a vuoto? Che vuol dire? Ma lei, baronessa Costa e Maccingo parla del re. Come fa l'assegno a vuoto? Scusate. Ma allora è il patronato, la beneficenza. Ma voto che vuol dire? Che non ci sono soldi. Mi voglio confessare. Ah, che tu confessi che sono mio parrino Ma io. come lei? Io non sono nelle mie funzioni parrinali, cioè volevo dire ecclesiali. Io invece sogno un cazzato. Volato? Arrabbiato e molto deluso. Come fa ora questa povera famiglia? Ci sono i debiti. Tutto preso a credenza. Baronessa, ma lei mi fa l'assegno senza esserci copertura alla banca? E io per questo vi voglio confessare, monsignore Veda. In questi ultimi giorni non ho fatto altro che sperperare tutto il denaro in mio possesso e ho attinto anche alle casse del patronato di cui sono la cassiera. Ma bella cassera! Ma- Si pulizia tutto casciolo! Ma il fatto non è che ha attinto, è che in giù magari all'altri. E lo so. Ci vuoi allungare mano che queste pizze mi pare che ce la mattonare. Chi sta cominciato? È andato via.
Non stai capendo niente tu. Ora il patronato come fa la beneficenza? Baronessa, mi risponda, non lo so, resta una gatta di 500 euro? 200? Una gatta di 100? Ebbene un euro. Ah, Ho sperperato tutto quanto. che sfortuna questa povera famiglia! Sicuramente sarà stato un uomo. Sicuro? Sì, qualche bastasonazzo, volevo dire arrampicatore sociale. No. Ma allora no cosa? Si tratta di una donna. Una donna? Sì. Baronessa, ma non credo che è quello fatto. Ma no, monsignore, non è come crede lei. È stata la donna di Pink, è stato il gioco che mi ha truspata, mi ha ragginata. Capite? A me una donna pia e devota. Sì, devoto roba mazzo. Veramente giocavamo al poker. Oh stesso è sempre Peggio gioco è. d'azzardo Mi è peggio un po'. veziosa. Mi sono rovinata, lo so. E non rovinavo magari. Non ce la faccio più. Sono venuta qui per chiedere perdono. Riparerò, la famiglia sarà risarcita. Ebbene, certo. E con quale soldi? Sì. E con quali Ma se soldi? dice che si succa tutto cosa? Silenzio! Vuol dire che i soldi se li fa prestare e risarcia, cioè risarcisce. Vero, baronessa? La prima cosa che fare è portare i soldi a questa disgraziata famiglia. Abbandonata. Facciamo un bel assegno. Ma no, quale assegno? Quale assegno? Baronessa, ci vogliono i soldi in contanti. 3.000 euro, tutti in nota, va bene? Se no, ci può scappare qualche denuncia. No, ma io sono in trattative, devo vendere una mia proprietà. Ah, bene, vennissi. Così ripara e risarcisce e dà tutto alla famiglia. Sì. Però per risarcire non so se ci vorranno Quanto dei ci mesi, non posso Come fare dei tutto per mesi? 2 Oh, mesi. ma che Tutto sto tempo. sfortuna. E chi tu dannetto ne fa credenza per mesi? Ma Ma non ci credo, siamo consumati. Ma io deciso che capo famiglia nel frattempo si cerca bello posto di lavoro. ma cui? Che Poi. un marito della signora. E cioè? Io. Vuoi cercatelo, forza. Aspettiamo con tantissima pazienza che il mio caro religioso marito si decide a resigna a travagliare botta dove lei non mette in gruppa. E la baronessa, sì, ne porta i bei soldi cantanti. Ma scusi, baronessa, per venire alla casa sicuramente c'è per dare qualche caparra. Certo. Non lo so, al massimo si fa prestare del tesoro. Oh, Me li hanno già prestati. E allora? E mi sono giocata pure quello. I mano ti taglio così te l'avevo visto di giocare ai gatti. Monsignore, perdono, monsignore, sono una viziosa, sono una peccatrice, perdono. Baronessa, mi raccomando, la prima cosa che deve fare quando piglia i soldi è quella di venire qua. La porta trova spalancata! Ma qui? Che cosa grida? Cielo, mia sorella! È l'altra baronessa. Aiuto! Datemi aiuto! Baronessa, La prego, questa è una cosa terribile! Cosa? Monsignore, ma lei è ancora qui, che bello vederla! Eh sì, hanno insistito perché mangiassi un boccone, ma stavo andando subito via. Monsignore, Giulio! Giulio, questo è il mio figlio! Giulio! Prego, come tu non ci pezzi di pizza. Oh Giulio, non ti vergognare, mamma. Questa è la famiglia che abbiamo beneficiato. È il Monsignore che è un santo uomo. Sì, uomo, ma prelato. Cioè, voglio dire, sogno mascolo, un uomo mascolo, ma pur sempre un monsignore, un alto prelato. Sì, un prelato, certo, un prelato. Anzi, mi dispiace di averla disturbata proprio mentre era a tavola.
No, non si preoccupi, come le dicevo, hanno insistito perché prendessi un boccone. Ma baronessa, ma perché così affranta? Cos'è successo? È successa una cosa terribile. Una tegola all'improvviso è caduta addosso a me e a mio figlio. Proprio una tegola in testa. Ma perché c'era vento? Ma no, una tegola per dire una disgrazia, una sciagura, una sfortuna. Focoranni! Ma chi se lo poteva immaginare? Non finire da così. Come scusi? No, la signora si riferisce all'obolo. Sabato, non so se lei è a corrente, baronessa, ma sua sorella, la cassiera Farabutta, parasse lei, baronessa, che me... Non è... Baronessa? Baronessa? Oddio, la polizia! Ma no, c'è un team. Il team, i servizi segreti! Ma quale servizi segreti? So zia e a baronessa Ah, cinque zia, tu palle. sei! Mi hai fatto spaventare! Baronessa, ma che ci fa là sotto al tavolo? Lo so io il perché. Ma il comitato mi ha messo al corrente di tutto, so tutto. Ma com'è potuto succedere? Tu, una donna devota e pia, di lignaggio reale, mia sorella, cassiera di un patronato di alta rappresentanza, di nobili adepti. Baronessa, la sua sorella cassiera ci ha riferito tutto, si è confessata e si è pentita. Andura poco fa, mangiavo, giotteo e se penteo. Sono venuta io a riparare. È doveroso per me e per il patronato riparare al danno e alla beffa subiti da questa famiglia. Oh, baronessa, lei mi riempie il cuore Buon di uomo. gioia. Signora, questo è un assegno solvibilissimo, in cambio dell'altro che purtroppo non è coperto. Me tagli in mano a tutte e due. E lo tengo io, così è in mani sicure e non a quell'ubriacone. Lo tenga lei, monsignore. Lo tengo io. Ecco, e visto che l'assegno è stato restituito, è stato dato quello nuovo, potete restituire quello fasullo. Sì, già restituito, sta digerendo, sì. Sta digerendo che ci ingruppava viva. Immacolata, visto che hai già ricevuto il tuo assegno, puoi andare e nessuno ti denuncerà, Sì, o almeno vero, per ora. vero, Vai, vero. vai. che Vada, io devo faccia parlare con penitenza. queste persone. Vada a fare penitenza. Monsignore, Cosa è successo? signora, è successa una cosa terribile. Il mio povero figlio, Giulio, senza volerlo, e come poteva volerlo lui, che gli voleva tanto bene, ha ucciso il povero Migiu. Oh, Migiu, per noi era come un figlio. Migiu, non ci sei più. Ma come facciamo senza di tu? Senza di te, come? Baronessa, ma com'è stato? Sicuramente il baronello lo avrà schiacciato con la macchina, sa, capita. Si mettono lì sotto per riscaldarsi, uno non li vede. Ma no, non è stato con la macchina, è stato con il fucile. Ma perché ci sparò, iatto? Oh, Facevo Giulio della gli ha bersaglio. sparato, ma quale gatto, quale gatto. E allora, ma dimmi giù, il gatto che... Ma no, ma Miciu non è un gatto, è il cuoco cinese. Anzi, era il cuoco cinese. Prima era Miciu, ora Miciu fu. Ma questo Cristiano è un uomo cinese. Ma perché ci sparò? È partito un colpo inavvertitamente, E che ha paura cinese. in pieno petto. Povero Miciù. Smalto la fatalità! Sì, raccontaglielo. Prego, Raccontaglielo tu, il vieni signore figliuolo, capisce. vieni, Vai. vieni, siediti, racconta, confessati, apri il tuo cuore. Baronessa, mi permetta, io finisco il mio boccone.
Dio non tollera lo spreco. Spreco. Volevo dire prego, faccia con comodo. Oh, allora, come fu? Cosa dice? Aspetta. Come fu? Com'è stato? Racconta. Allora, In piena confezione, ma dico io, un po' di contegno. allora mi trovavo tranquillo nella mia cameretta, quando all'improvviso, spinto dalla curiosità, aprì la cassapanga dove era riposto il fucile da caccia del povero papà. Stavo per visionarlo quando all'improvviso entrò Miciù con il piatto condito delle patatine per la mia colazione. Le patatine con il ketchup. Come che chiapperi? Ma no, con il tomato, la salsa rossa. Le patatine condite con Giulio, gli piace. Domattina per la colazione. Quando all'improvviso dal fucile partì un colpo che colpì il povero Miciù, cadendo a terra, stecchito e con il petto tutto insanguinato. Anche il piatto a terra con le patatine. Peccato. Anche il servizio scombinato. Ma mamma, tu pensi al servizio? No, hai ragione. Quando tornai a casa e ho trovato quel misfatto, Giulio era impietrito e piangeva. Impietrito e piangeva. Impietrito E piangeva! Baronessa, lo capiamo, chi sta avanti? E ma cosa potevo fare? Il mio povero figliuolo aveva ucciso un piccolo uomo cinese. Non era tanto piccolo, mamma, però. Ma baronessa, avete chiamato la polizia? Oh, ma no, la polizia no. Lo arresteranno. Mi arresteranno, monsignore. Ma certo, figliuolo. C'è stato sempre un omicidio, cioè, voglio dire, un piccolo cinesicidio, ma sempre un uomo mosse, voglio dire. Lo so, però. E la legge è uguale per tutti, lo arresteranno. Mi arresteranno. No, Ma è stata una fatalità. Ma no, una sfortuna. Sì, ho capito. È una sfortuna. Va bene, sì. Una disgrazia. Una disgrazia. Sì, va bene. Una cosa involontaria. Va bene, ma se ne fottono, cioè, voglio dire, se ne fregano. La legge è uguale per tutti, baronessa. Omicidio colposo. Povero tu. Sì. Intanto t'arresto. E poi se ci vai fortunato ti portano a Bicocca. All'albicocca. Albicocca, quella Tu riprenditi figliuolo. Oppure a Piazza Lanza. Piazza Lanza,